Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. La Biennale di Venezia ricorda con grande affetto e stima l'attrice Sandra Milo, icona del cinema italiano d'autore, indimenticabile e versatile interprete sia sul versante drammatico sia su quello della commedia. Sandra Milo fu più volte protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia a partire dagli anni 50, con registi quali Roberto Rossellini, Federico Fellini e Antonio Pietrangeli, e poi affezionata presenza al Lido fino all'ultima 80ª mostra dello scorso settembre 2023. Tra i film d'autore con cui Sandra Milo ha partecipato a Venezia si ricordano nel 1959 Il generale della rovere di Roberto Rossellini, Leone d'oro ex aequo con La grande guerra di Mario Monicelli. Nel 1960 Adue e le compagne di Antonio Pietrangeli, nel 1961 Vanina Vanini di Roberto Rossellini, nel 1964 La donna è una cosa meravigliosa di Mauro Bolognini, nel 1965 Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, nel 1982 Grog di Francesco Laudadio. Cambiamo decisamente argomento. Ci sono voluti 6 lunghi anni per perfezionare una proposta con verifiche sul campo e condivisioni sui contenuti. Domani, in un tour impegnativo, ben 15 sindaci sui 20 del network G20 Spiagge saranno in Parlamento con la speranza che questa legge quadro, per avere quindi lo status delle comunità marine, trovi la disponibilità per essere affrontata dalle forze politiche. Lo status delle comunità marine, afferma Roberta Nesto, coordinatrice del G20 Spiagge, è una buona proposta. Potrà risolvere, quando attuata nello specifico, per buona parte il difficile rapporto tra residenti e turisti, consentendo alle nostre comunità di vivere con maggiore serenità lo sviluppo del settore. I comuni del G20 Spiagge da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% di quelle complessive in Italia. Tra i comuni che ne fanno parte, Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, San Michele, Altagliamento. La cronaca. 44 anni dopo, per non dimenticare. È stata intensa e molto significativa questa mattina in Viale Garibaldi a Mestre, dove risiedeva la commemorazione dell'assassinio del vice direttore del petrolchimico Sergio Gori, compiuto dalle Brigate Rosse il 29 gennaio 1980. In quella fredda mattina d'inverno, appena uscito dalla sua abitazione, Gori venne ucciso mentre si stava recando, come ogni giorno, al lavoro. Fu il primo di 3 efferati delitti compiuti dal gruppo a Mestre in meno di un anno e mezzo, tra l'inizio del 1980 ed il maggio del 1981. Molto sentito l'intervento della figlia di Gori, Maria Grazia, che lo ha ricordato non solo come importante dirigente di un grande gruppo industriale, ma anche come uomo nella vita quotidiana. Voltiamo pagina. ARPAV comunica che sul territorio comunale di Venezia da domani, martedì 30 gennaio, scatta il livello di allerta 2 rosso per la concentrazione di PM10 in atmosfera. Si tratta di una misura presa secondo quanto previsto dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e come integrato dalle direttive numero 238 2021 e numero 1089 sempre del 2021. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle limitazioni previste è possibile consultare la pagina web dedicata oppure il canale Telegram @allerta PM10 Venezia. Il bollettino di allerta PM10 è disponibile al link che vedete in sovraimpressione. È tutto per questo notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.